Non stringono patti i fiumi, non scorrono docili sempre nel dissesto generale. I contratti possono farli gli umani, possono condividere un uso più saggio del suolo e difenderlo meglio. Da Venezia il nono tavolo nazionale dei contratti di fiume si affaccia sui giorni duri dell'ennesima alluvione, sui morti, sui danni, su un'Italia quasi tutta vulnerabile, che frana, che annega, mentre governo e regioni si rinfacciano la colpa del disastro e il sottosegretario Del Rio promette ai comuni colpiti deroghe al tetto di spesa oltre il 70%. C'è il capo dell'unità di missione Italia Sicura, Erasmo D'Angelis. Un cumulo di scempi oggi presenta il conto. Se tu hai un fiume super inquinato come oggi il Seveso, come oggi il Sarno, quale comune accetta una cassa di espansione, una vasca di laminazione? Il Veneto ha attuato già dei contratti di fiume importanti. Ci sono la Foce del Po, c'è il Marzeneco, c'è il Piave. L'altro giorno a Roma si è parlato di questa cosa, c'è stata una promessa, 1 miliardo di euro all'anno per la difesa idrogeologica dell'Italia. Sequestrati anche sul nascere i fiumi, sono venute in avanscoperta associazioni firmatarie dell'appello contro le mini centrali idroelettriche, giusto 1 miliardo l'anno di incentivi dalle tasse di tutti per meno dell'1% dei consumi. L'appello l'abbiamo rivolto al Parlamento, l'abbiamo rivolto al Governo, l'abbiamo rivolto alle Regioni, per adesso nessuna risposta. Quello che sta accadendo in questo momento è esattamente il contrario di quello che viene detto oggi qua.